Ed eccoci amici, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con noi di Teleuropa Network. Per quanto riguarda l'appuntamento serale si ritorna con Al Lupo, lo sport in diretta insieme a noi. Con Al Lupo entriamo nel 28° anno di questa trasmissione, insomma stiamo andando avanti, stiamo facendo vecchi, però chissà se riusciremo a vedere questa Serie A. Qualcuno diceva, anzi molti si aspettano veramente un'inversione di tendenza da qui a poco anche della squadra. Mi auguro sicuramente che il Presidente da qui a poco lancerà da questi microfoni oppure da una bella conferenza stampa e dirà che ha preso 5-6 giocatori, insomma, ridi Vabbè, stiamo scherzando, perché prima di andare in onda parlavamo appunto di questo. Ormai sapete, oggi è andata male, dobbiamo sdrammatizzare, perché così, ripeto, una trasmissione dà la possibilità anche a voi di esprimere il vostro pensiero, quindi lo potete fare in diretta. C'è il numero 0984 25 525. Questa sera saluto velocemente i due ospiti che sono in trasmissione. Saluto Francesco Mannarino, che è collega della Gazzetta del Sud. Buonasera Francesco, benvenuto. Buonasera Fabio, buonasera a chi ci segue. Tu arrivi direttamente dallo stadio, nell'umidità del San Vito. Non parliamo dell'umidità del San Vito, perché le cervicali parlano con chissà chi. Qualcuno ne sa qualcosa, vabbè. Qualcuno ne sa qualcosa. Com'è andata, Francesco? È andata male, Fabio. La squadra ha giocato, ma ne parleremo. Basta così, non dimentichi, è andata male, stop. Vabbè. Poi il piacere è un gradito ritorno, lui mi ha seguito anche in questi anni nei tour, perché noi andavamo anche in tour nei ristoranti, ma con questo lockdown, quindi praticamente siamo ritornati dallo studio. Ci auguriamo che da qui a poco potremmo ritornare a divertirci anche dai ristoranti che ci ospitavano la sera, e lo saluto Emanuele Ruvio. Buonasera Emanuele. Buonasera, Manager, grazie. Imprenditore. Come stai Emanuele? Sto Domanda bene. d'obbligo questa. Per essere qui, diciamo, sto bene, diciamo, grazie a te per l'invito, sei sempre carino e mi ha fatto molto piacere uscire da casa dopo 3 mesi. Hai visto? Quindi bisogna uscire avere il coraggio di fare. Avere il coraggio di tutto. Allora io direi di dare voce e microfono, facciamo un cappello naturalmente di questa partita di oggi, mentre si sta giocando a Brescia 0-0 la partita, però ecco, l'Ascoli ha ribaltato la partita contro la Reggina che poi in qualche modo si è rintanata, insomma è ovvio che poi i gol li pigli, quando non smetti di giocare i gol prima o poi li pigli, cosa diversa per il Cosenza, che sicuramente ha giocato con una squadra, insomma, la Dionisi guardi dietro, la panchina, insomma, avete visto chi è entrato e chi è uscito. Noi purtroppo, ahimè, ti guardi dietro e ti piglia la paura. Vabbè, scherza, prego, che vuoi dire Francesco? Sì, Fabio, no, per i giocatori, per carità, non me ne vogliate, ragazzi, sono tutti bravi giocatori, però stiamo parlando di giocatori di un altro pianeta, un'altra categoria, insomma, perché questo è quello che dico io da più tempo, Francesco. L'Empoli è stata, Fabio, strutturata, è inutile girarci intorno, è stata strutturata per salire in Serie A, così come le altre squadre di cui abbiamo parlato prima e nelle trasmissioni precedenti, non c'è dubbio, bastava vedere esattamente come hai detto tu, la panchina dell'Empoli, le sostituzioni che ha fatto quest'oggi il mister dell'Empoli con le sostituzioni che ha fatto il mister Occhiuzzi a Cosenza. Ma andiamo anche oltre, il Cosenza visto oggi è stata comunque una squadra ben messa in campo, una squadra che gioca, ma se continuiamo a dire che manca quel benedetto, maledetto gol, di cosa continuiamo a parlare? Al di là dei giocatori, al di là della rosa, magari ne parleremo da qui a breve nel corso della trasmissione, quel che manca adesso è quello che è evidente da noi addetti ai lavori, ma secondo me anche un po' da tutti i tifosi, è l'involuzione del gioco. Anche secondo me una parte di involuzione fisica. Io ho visto diversi giocatori oggi che, al di là dell'umidità di cui parlavamo prima e scherzavamo prima, però davvero in una fase calante e fisica, secondo me anche psicologica, se proprio vogliamo dirla tutta in questo campo. E poi dall'altra parte l'Empoli, che come accennavamo prima è una squadra che gioca per vincere il campionato contro un Cosenza che deve salvarsi. Riusciremo anche quest'anno a salvarci? Io continuo a essere positivo ed ottimista, anzi più ottimista che positivo, perché è importante anche differenziarci in questo. Perché dico così? Perché ho visto
il Cosenza come gioca, anche se non segna, ne parleremo, ripeto, da qui a breve. Ho visto altre squadre che hanno affrontato il Cosenza, sto continuando a vedere le altre squadre ancora. Sono preoccupato per la classifica in essere, per la classifica di quest'oggi, di questa giornata. Non vinciamo in casa da chissà quanti mesi, mi pare che sia no, io giusto per farti e poi coinvolgiamo anche Emanuele, rendere conto della classifica, perché questo Pescara era ultimo, esatto, adesso ci ha superato a 16, esatto. Emanuele La Reggiana, L'Entella che è andata a 14, l'Ascoli a 13, sì, la classifica diventa è preoccupante. Quindi io l'ho detto, qua perdi 2 o 3 partite e sei morto. Ma lo stiamo dicendo da tempo e te ne devo dare atto sinceramente, il campionato, ma che poi non è una novità, ma il campionato di Serie B è un campionato lunghissimo, un campionato difficilissimo, e il Cosenza deve ancorarsi ovviamente a questi punti per farlo. Posso dire una cosa, questa è l'analisi, diciamo, di uno di noi che siamo coinvolti con la squadra, che seguiamo, chi direttamente in tribuna stampa, chi da casa, eccetera, eccetera. Però non mi sento di spezzare delle lance a favore di tutto il team, dei giocatori, allenatore, eccetera. Allora, facciamo un bilancio. Noi 2 anni fa facciamo i nomi, Braglia, Pillon, eccetera, eccetera, stavamo messi male. C'è stata un'azione di recupero da parte di Occhiuzzi e questo non deve essere, diciamo, il fiore all'occhiello per sempre. È stato, ce ne sentiamo orgogliosi di questo, che tutto il team ha saputo ribaltare una condizione di campionato verso la fine, che ne ha parlato, diciamo, se ne è parlato in Europa e anche nel mondo. Molti giornali hanno titolato questa impresa che il Cosenza è stata l'unica squadra dopo il lockdown a dare il massimo del massimo che si poteva ottenere su un campo di calcio, e questo è un ottimo risultato. Diciamo, da questo è stato mantenuto un inizio di campionato non più come gli anni passati, sempre fanalino di coda all'ultimo posto, ma siamo, diciamo, in una posizione di classifica, come dice Fabio, basta vincere una partita che si ribalta alla posizione. Certo. Diciamo che l'abbiamo sempre ripetuto nel corso degli anni. Allora mi vince una partita. Dobbiamo vincere, esattamente. Allora, adesso secondo me l'analisi di stasera è diciamo, partire che il Cosenza, come diceva Francesco, era ben messa in campo. C'è stato un episodio discutibile che io ho visto esattamente, quel rigore che per me non c'era, perché Tiritello ha messo il piede sulla palla e non c'era nessun atteggiamento premeditato di andare sul giocatore, quindi questo l'arbitro ne doveva tener conto. Vabbè, a parte questo episodio, io penso che è dato di fatto, il Cosenza ha giocato con la prima in classifica, una squadra, come sempre ripeto quello che ha detto Francesco, che è impostata per andare in Serie A. Il Cosenza è impostata per andare in centro classifica. Io non uso il termine per salvarsi, perché quando io scendo a giocare gioco per vincere, non gioco per salvarmi, quindi è un atteggiamento mentale che forse su questo bisogna lavorare, come se si è lavorato a fine campionato, quando è stato ribaltato la posizione in classifica. Bisogna lavorare su un aspetto psicologico da tenere presente sempre. Non vuole essere un attenuante che c'è stato un tour de force di incontri di calcio, di partite disputate in inverno, che ha messo a dura prova i calciatori. I calciatori diciamo, ma dice, riguarda tutte le squadre, è vero, ma sappiamo che diciamo, c'è stato un tour de force a fine campionato e è una posizione che stiamo mantenendo, diciamo, critica, ma non del tutto negativa. Io condivido pienamente, però per questo dicevo poc'anzi che è importante avere una rosa al pari dei titolari, in grado che in così breve tempo, con così tante partite, ci sia questo ricambio necessario, così come hanno le altre squadre. Se no l'analisi è assolutamente condivisibile. Continuo a dire che siamo ottimisti e positivi. Bisogna far gol, attenzione, bisogna allora, questa è la dice Fabio, però c'è un campionato, queste sono le partite e stiamo osservando, diciamo, da più
più che altro tu. Io sono un appassionato e un tifoso, non sono un addetto ai lavori come può essere tu o un allenatore, mi permetto di parlare con la pancia. Dico questo, che tutto il campionato ha a che fare con dei discorsi, diciamo, di amministrazione, dei discorsi di lockdown, c'è un'atmosfera all'esterno che è cambiata, non sono i tifosi allo stadio, una tifoseria che è quella di Cosenza e la tifoseria. Però non mi consenti, ma allora il discorso non facciamo cosa. No, che mi fa polemiche, le cose vanno dette, le polemiche si fanno. Io vedo in bassa frequenza che il nostro Alberto Urban da Cava dei Tirreni, Ciao Alberti, un attimo che adesso ti faccio andare in onda perché c'è una telefonata, mi dicono dalla regia, sentiamo che diamo la possibilità anche ai tifosi di intervenire, di esprimere il pensiero, il proprio pensiero. Pronto? Massimo, Fabio. Prego Massimo, cosa vuoi dire? Non siamo stati implacabili, incisivi, cattivi e cinici nei 16 metri dell'area di rigore. Vi servono uno dei 3 attaccanti, o la Mantia, o Ardemagni, o Donnarumma per il Cosenza, se no non facciamo niente. Siamo in una situazione di classifica deficitaria, siamo relegati nei bassi fondi, bisogna vincere la prossima partita che è importantissima. Va bene, grazie per la tua telefonata, grazie Massimo. Allora Alberto, hai sentito questo tifoso veloce, ha detto ci ha fatto pure i nomi dei calciatori che vuole. Puoi ospitarlo in studio, secondo me Fabio. Massimino rapido, conciso, vabbè, detto quello che pensa. Allora Alberto, invece, una battuta d'arresto, questa forse ci stava pure perché l'Empoli, come diceva Francesco, è una squadra allestita per vincere il campionato. Però oggi anche la Salernitana è una squadra allestita per vincere il campionato, però il Pordenone ha vinto 2-0, lascia perdere, poi hanno finito in 9, però erano in 10. Ripeto, questi sono punti che poi ti devi trovare perché il girone di ritorno finisce fra due gare, abbiamo Monza e Pordenone e quindi poi devi girare, insomma, questi 20 punti devi portare a casa o no? Perché se resti lì sotto poi diventa difficile risalire, o a meno che poi, non lo so, facciamo un girone di ritorno diverso. Alberto, che vogliamo dire? Buonasera e benvenuto. Guarda, stasera è l'ultima sera dell'albero di Natale, quindi vedi che abbiamo qua, poi dalla prossima settimana smantelliamo tutto e ritorniamo alla normale, vedi, stelline. Sarà la spiaggia, ci sarà la prossima settimana. Sì, con la spiaggia. Prego Alberto, vai. Ma intanto dobbiamo dire che abbiamo perso ancora una partita in casa, dove abbiamo veramente fatto abbiamo fatto 5 punti in 9 partite, 4 gol fatti e 9 subiti. Io direi che i numeri cominciano veramente ad essere pericolosi. Io direi che adesso gli alibi vanno messi un po' in disparte, rigore c'è, rigore non c'è, non si segna. Bisogna fare, secondo me, dopo 17 partite un'analisi un po' più completa. Se in casa si fanno solo 5 punti in 9 partite, qualche problema c'è. Sì. E va risolto, secondo me va risolto al più presto. Abbiamo la possibilità adesso che c'è la sosta, si apre il mercato, credo che il direttore, la società e il mister Occhiuzzi si siedano a un tavolo, ma credo l'abbiano già fatto, per intervenire sui punti deboli, perché i punti deboli ci saranno sicuramente, perché adesso sono stati valutati un po' tutti i giocatori, c'è stato un turnover quasi continuo, li abbiamo visti un po' tutti e dobbiamo, secondo me, intervenire. Loro sapranno bene in quali reparti, perché altrimenti la salvezza ritorna un miracolo come gli anni successivi. Io credo che il Cosenza non può ogni anno sperare di salvarsi all'ultima partita e di soffrire così. Cosenza merita qualcosina in più, merita una salvezza tranquilla, anzi, e far sognare un po' di più, magari puntare a una classifica un po' più alta. Non dico a vincere, perché a vincere ci sono tante situazioni, ci sono tante cose. Diceva oggi abbiamo perso contro l'Empoli, che è una probabile candidata a salire. Certo, è vero, però le partite, sappiamo, hanno tutte delle difficoltà diverse. Io credo adesso i numeri ci danno torto e dobbiamo cambiare rotta, perché mancano 2 partite a fine del campionato, dobbiamo sperare di fare questi 3-4 punti. Abbiamo 2 partite difficili, come diceva Fabio, abbiamo il Monza e poi abbiamo il Pordenone in casa.
perché poi i miracoli non si fanno ogni anno. No, difficile Alberto, guarda, tu hai detto una cosa importante, hai fatto un passaggio perché è quello che sostengo anch'io. Qua il Cosenza non ha bisogno, diciamo, di Ardemagni o di coda di volpe o meno, come si chiama, c'è pure coda di volpe o coda di volpe. Il Cosenza ha bisogno di 3-4 giocatori di categoria, se lo mettessero bene in testa, perché è inutile che si parliamo l'attaccante, oltre che non segniamo perché i messaggi arrivano, lo sappiamo tutti, è l'unica squadra che non ha vinto in casa, poi abbiamo fatto 11 gol finora, insomma abbiamo un trend veramente negativo, però a questa squadra Francesco, secondo me, come diceva Alberto, perché ha fatto il passaggio l'ha fatto bene con il turnover che ha fatto Chiuzzi, insomma Chiuzzi sotto mano già sa quello che gli serve, secondo me, perché ormai i giocatori l'ha visti tutti, no? Fabio, non può mancare solo una punta quando in casa non vinci una partita, voglio dire, bravo. mancherà qualcos'altro. Quello che ho detto io, aspettato, giustamente, sono stati valutati un po' tutti. È vero che noi facciamo anche tanta fatica in casa perché lì davanti non abbiamo magari altezza, dove magari si possono buttare delle palle in mezzo, abbiamo quello bravo, il vero numero 9, diciamo, dell'area di rigore. Questo è vero, facciamo più punti fuori, difatti ne abbiamo fatti 10 perché noi, giocando anche alti, magari con le squadre che si aprono un po', nelle ripartenze siamo molto bravi. In casa succede esattamente il contrario, però adesso gli alibi vanno messi in disparte, si gioca bene, 10 minuti fatti male, 80 fatti bene, è vero, è tutto vero ed è tutto falso. La verità è che non si vincono le partite in casa e dunque bisogna intervenire, bisogna capire, perché Cosenza non può continuare così ogni anno a raggiungere questa salvezza all'ultimo chilometro. È giusto dare le soddisfazioni, perché è vero che mantenere la categoria è importante e fondamentale, però mantenerla ogni anno così credo io sia un po' troppo poco per un pubblico così importante come c'è la Cosenza. È una sofferenza per noi tifosi principalmente, non c'è dubbio, io condivido anche in questo quello che diceva poco fa Urban. Ne approfitto per introdurre, Fabio, un altro tema che è importante, che è quello che ha citato lo stesso Urban. È chiaro che bisogna andare ad intervenire non solo sull'attacco, ma sul centrocampo, con la partenza di Bruccini, che ormai diamo tutti per certa, e con altri elementi. Io ho visto anche, se vogliamo dirla tutta in questo caso, anche un po' la difesa che scricchiolava e comunque che ha bisogno di ricambi anche in quel settore. Ecco l'argomento che introduco subito. C'è il DS Trinchera che è in scadenza di contratto a fine anno. Questo lo chiedo ad Urban perché magari è passato da questo crocevia. Può essere un deterrente, può essere un lato negativo per il Cosenza, che il DS, il direttore sportivo, che deve andare a trattare, deve andare a comprare i giocatori, può influire sull'acquisto stesso dei giocatori, sapendo che a fine anno è scadenza di contratto e non si sa se viene rinnovato. Lo chiedo ad Urban, ma lo possiamo chiedere ai tifosi ovviamente in generale. Ma non credo questo, perché lui deve fare bene a Cosenza, deve salvare la squadra, deve fare bene, questo ne sono certo della sua professionalità, perché se vuole andare via oppure se il Cosenza non lo conferma, comunque deve fare un campionato importante, deve dimostrare agli addetti ai lavori che lui ha fatto un lavoro buono. Dunque voglio dire, questo qua non influisce sicuramente sul mercato. Io credo nelle capacità di Trinchera, ha fatto ogni anno, ha fatto bene magari un po' troppo tardi, ma non sicuramente per colpa sua, è intervenuto magari al mese di gennaio, come è successo l'anno scorso, veramente all'ultimo giorno. Io credo che abbia tutto l'interesse di portare dei giocatori importanti per poter raggiungere una salvezza, che una classifica non è sicuramente preoccupante, però io sto vedendo in fondo alla classifica ci sono delle squadre veramente blasonate, come può essere l'Ascoli, come può essere la Regina, la Reggiana, il Vicenza, squadre veramente che erano costruite probabilmente anche per altri obiettivi, e non sempre viene facile combattere con queste squadre. Certo. Ma posso dire una cosa? Prego. L'attaccante, il numero 9 d'eccellenza,
deve essere un valore aggiunto, dove bisogna mettere le mani sull'esistente, su quello che già è stato acquisito, e bisogna lavorare, come è stato fatto, ripeto, alla fine del campionato, nei play-out, il lavoro che è stato fatto con la squadra, con il materiale esistente, cioè il grosso, l'80% deve essere questo, il centravanti o le punte debbono essere un valore aggiunto che fanno scattare da sotto verso l'alto. Allora, Emanuele, il valore aggiunto a questa squadra glielo dai a giugno, a luglio, quando fai il ritiro. Esatto, un il po' valore aggiunto glielo dai con 4-5 giocatori di categoria, di prima fascia, si chiamano così, prima fascia, giocatori che hanno esperienze, giocatori che hanno fatto sta categoria e che sanno dove andare a parare, capito? Uno può fare concordo perfettamente, ma adesso per carità di Dio, che non conosciamo, la situazione è questa, la situazione è questa, però quindi ci vogliono 4, allora te lo dico stasera, dove è venuto il Cosenza oggi, da domani mi auguro che il Presidente lo farà, centrocampo deve individuare, vede come fa, chiamarsi tutti questi direttori sportivi, questi procuratori, deve individuare 4 giocatori di categoria, significa categoria di prima fascia, c'è su prima fascia, e questa è come la frutta, c'è la frutta di prima, seconda, terza, quello che vuoi, la qualità come la vuoi, l'unica cosa ci vogliono i soldini, tu vai e dici il giocatore di prima fascia ci vuole a 200, a 150, a 300, capito? Quindi allora vai e prendi, se non è venuto che ci va. Sì, però io adesso non voglio mai spezzare le lance, è giusto, non fa una piega. Ma non ti puoi ritrovare di nuovo ora così come ha detto lui. Ma sì, ma ci vuole anche un discorso di equilibri da individuare. Io non sono un addetto ai lavori, non faccio l'allenatore, non faccio il direttore sportivo. Io sono uno che, ripeto, parla di pancia, e ci sono anche degli equilibri nelle società, equilibri economici, equilibri di assetti, ci sono tanti equilibri. Il Presidente si affida a un direttore sportivo. Il problema è questo qua, un Presidente che conosciamo bene da tanto tempo, questo sta investendo nella città, si affida a un direttore sportivo. Se il direttore sportivo gli porta 10-15 ragazzi, magari li può trovare 2, magari li trova bene, gli altri 8 non sono all'altezza, purtroppo la Serie B non la puoi affrontare, io ti ho detto prima, dovevano partire dall'inizio, Trinchera doveva dire a Guarascio ci vogliono 5 giocatori, 6 di categoria, poi andava a costruire quello che hai detto tu, su Occhiuzzi che li conosceva, e naturalmente tutto il resto che hai mantenuto, perché la maggior parte da Bittante, Baez, l'hai mantenuto, allora su quelli tu inserivi questi 5 giocatori, ci vuole un cambio di strategia, di pensiero, ci vuole un cambio di strategia. Ti potevi dire che volevi, perché poi in quel caso era difficile che ti trovavi in situazione, ora invece con l'acqua alla gola vai sul mercato io aggiungo una cosa. Anch'io Fabio ero convinto che veramente questa fosse una buona squadra, sono tuttora convinto. Ma no, per carità, però... È anche vero, ci sono tanti fattori, magari giocatori che non si ambientano, giocatori che non sono idonei al gioco di Occhiuzzi e magari si pensava che avessero le caratteristiche giuste. Sono tanti fattori, voglio dire. E questo può essere successo quest'anno, e allora ha fatto una bella analisi adesso dopo 17 partite, per un motivo o per un altro c'è bisogno di intervenire. Sì, però scusami, bisogna lavorare su questo. Lo dico anche a Roberto, Chiuzzi oggi ha detto in conferenza stampa che i giocatori sono buoni, ce l'ha la squadra o meno. Cioè, per carità, nessuno vuole dire che non sono giocatori che si impegnano e danno l'anima in campo, però poi alla fine sono quelli poi i punti, capito? E poi rischi, come ho detto Roberto, rischi di essere esonerato, perché poi se non arrivano i risultati poi chi paga è sempre l'allenatore. Sì, è così. Noi abbiamo seguito la conferenza stampa del mister Fabio dopo la partita, e ha detto esattamente questo. Io ringrazio i giocatori, per me la cosa è buona e ha fatto secondo me anche bene, però ha aggiunto che ha bisogno di altri elementi, ha aggiunto che sta ragionando col DS di questo, perché se no si arriva a quello che esattamente hai predetto tu, e nessuno di noi si augura tutto ciò. Io mi permetto però di aggiungere un tassello in più rispetto a quello che un po' tutti e tre avete detto prima.
secondo me è anche una questione di organizzazione della squadra, perché se è il terzo anno forse ci dobbiamo fermare, aspetta, forse ci dobbiamo fermare per la pubblicità, vabbè, finisce la cosa dopo magari no, dico che è una questione organizzativa anche, perché se si ha, oltre che di soldi, di denaro, ci mancherebbe altro. La strategia di... Ma va cambiata senza dubbio la strategia, perché se si arriva al terzo anno, io direi anche agli altri anni precedenti, nessuno mette in dubbio quello che ha investito il Presidente Guarascio, anzi lo ringrazieremo sempre per quello che ha fatto e per quello che sta facendo, ma se la fase organizzativa viene meno e noi puntualmente ogni anno ci ritroviamo a rincorrere a gennaio il giocatore di turno, vuol dire che qualcosa non va. Certo. Allora guarda Alberto, ci fermiamo un attimo perché subito dopo la pubblicità devo dare la linea alla regia centrale di Cutura, subito dopo ritorniamo in diretta perché abbiamo anche il presidente del Pirossigeno Calcio 5 Città di Cosenza che oggi hanno vinto, c'è stato un recupero della quinta giornata, questa squadra che milita in Serie A. Allora linea alla regia, ritorniamo subito dopo un minuto di pubblicità, grazie. Ed eccoci ritornati 21:37, il tutto in diretta su Teleuropa Network in tutta la Calabria e la Sicilia orientale, molti ci seguono anche tramite streaming, quindi un abbraccio a tutti voi che siete sulla rete, quindi ritorniamo in diretta. Volevo precisare che c'è un numero WhatsApp per inviare i messaggi, cercherò di leggere, però passano in sovrimpressione, nello stesso tempo se volete chiamare, perché qualcuno mi scrive, dice ma chiamami che voglio, non ti possiamo chiamare, chiama direttamente, quindi c'è la possibilità di chiamare allo 0984 25 525. Alberto, prima di sentire il Presidente Piro, cosa vogliamo aggiungere? Che suggerimento, niente, ti dico, puoi parlare a piacere. Volevo dire Fabio che è inutile che continuiamo, voglio dire, noi come diceva prima parliamo con la pancia, è vero, siamo troppo tifosi, però i numeri sono veramente brutti, cioè ci mancano le vittorie in casa, ci mancano tante cose, e dunque gli alibi è vero, il rigore contro che non c'è, la sfortuna, il palo, la traversa, il bel gioco, abbiamo fatto fino adesso un bel gioco anche perché Roberto sa allenare molto bene la squadra, però ci sono delle situazioni che vanno viste, riviste, e dunque sono certo, senza aver parlato col mister Occhiuzzi, che avrà chiesto secondo me un 2-3 pedine, perché anche lui sa che ha bisogno di giocatori diversi, giocatori magari che adesso non si sono ambientati o che hanno caratteristiche che non si sono adattate al suo gioco. Questa purtroppo è la realtà, dobbiamo guardarla bene in faccia, dobbiamo sapere che abbiamo altre 22 partite da qui alla fine e dobbiamo trovare questa salvezza, solo cambiando un paio di giocatori, come sta giocando poi e sta giocando molto bene il mister, sta giocando molto bene la squadra, possiamo raggiungere la salvezza. Ok Alberti, io ti ringrazio per il tuo contributo che dai sempre preciso e puntuale, il tuo disamine. Un abbraccio grande, un buon anno. Ci siamo lasciati con l'anno vecchio e adesso iniziamo questo nuovo, speriamo bene per tutti. Io non tanto bene. Vabbè, no, sto parlando calcisticamente, sto parlando a livello nostro di salute, amistà buone, perché purtroppo ormai qui in Calabria, anche in Calabria, noi ci dobbiamo curare di stare bene, in salute, che poi tutto il resto, perché no, ne parliamo di questo argomento, se no mi inviti ad incendiare la trasmissione del calcio. No, se vuoi ne facciamo una parte, ho tanta roba. Ti invito a un graffiatore. Va bene, un abbraccio Albertini, grazie per il tuo contributo. Grazie a te. Buona serata a tutti, buona trasmissione. Buonasera. Se vuoi salutare i tifosi cosentini lo puoi fare perché ti vogliono tutti bene. Un grande abbraccio a tutti, veramente, e stringersi attorno alla squadra perché dobbiamo raggiungere questo obiettivo, che è importantissimo. Grazie Albertini, una buona serata, grazie a te. Allora, mi permetti di fare un pensiero al grande dottor Franco Agostini, che è stato un veterano di questa trasmissione, non lo sapevo perché ero in altre condizioni, quindi mi sento di esprimere un pensiero a lui. Hai fatto bene, abbiamo ricordato la scorsa settimana, grande Franco, quindi sicuramente hai fatto bene a ricordarlo. Abbiamo in diretta il presidente della Pirossigeno Calcio 5 Città di Cosenza, che milita nel campionato di Serie A. Presidente, buonasera, benvenuto, complimenti per oggi, siete ritornati a vincere dopo la sconfitta battuta d'arresto con il Napoli in casa, insomma, o no? Sì. Presidente, mi sente? Mi sente il Presidente? Buonasera. Allora, buon anno Presidente innanzitutto.
Buonanno, mi deve ascoltare tramite telefono, perché se mi ascolta tramite TV arriva con qualche secondo di ritardo, quindi tramite il telefono mi deve ascoltare. Prego, ho detto complimenti per questa vittoria. Che abbiamo fatto una grande partita. Voglio ringraziare il mister, i giocatori, perché veramente abbiamo portato in alto il nome di Cosenza e ne sono enormemente felici. Speriamo di fare quest'anno, nel 2021, un grande campionato. A riguardo abbiamo rinforzato la squadra e quindi con le prossime partite avremo una squadra tecnicamente. Presidente, avete investito, insomma, oltre. Dico, avete investito ultimamente, so che, quindi avete fatto bene. Che poi è un impegno importante questo del calcio a 5, Francesco, quindi non so se tu lo segui, ma ha già dei giocatori anche argentini, brasiliani, ha dei giocatori di categoria. Lo seguo a tratti, Fabio, ti dico la verità, quando vengo ospite dalla tua trasmissione me ne interesso di più, perché ascoltando il Presidente da una parte e poi facendomi coinvolgere da quello che ci racconti anche tu attraverso la trasmissione, poi vado a seguirlo perché mi incuriosisce. Ha detto una cosa sacrosanta e bellissima il Presidente: porta in alto il nome del Cosenza e di Cosenza, e quindi dobbiamo soltanto augurargli il meglio ed essere felici tutti noi per questo. Bravo il Presidente. Presidente, se vuole fare gli auguri di un buon anno a tutti. A tutti quanti, buon anno e mi auguro grandi successi del binomio Pirossigeno Città di Cosenza. Grazie Presidente, auguroni anche da parte nostra, speriamo che ritorniamo di nuovo in giro per i locali, i cinema, insomma, per fare queste trasmissioni in diretta. Speriamo che questo coronavirus ci lasci in pace. Noi ce l'auguriamo, speriamo bene Presidente. Auguri a tutta la squadra, guarda, c'è lo staff che è veramente unico. Grazie, avete uno staff veramente all'altezza, Presidente, devo fare i complimenti perché dall'addetto stampa all'accompagnatore, un dirigente, un team manager, c'è tutto, avete di tutto. Vuole quindi entrare in società anche al Cosenza Calcio, glielo chiediamo? Chiediglielo. Presidente, vuole entrare in società anche nel calcio cosentino? Che dice? No, ma c'ho tante cose da fare. Altre cose, dai. A questa squadra l'hanno coinvolto in questo progetto che è partito così da niente, dalla Serie D e è arrivato in Serie A, quindi complimenti Presidente a tutti voi, un abbraccio alla Pirossigeno Città di Cosenza. Buona serata e auguri. Grazie, grazie anche a lei. 7-1 contro, questo è un derby perché il Cataforio è una squadra anche calabrese, quindi 7-1 oggi hanno vinto sul parquet di Cataforio. Allora, scusami Francesco, stavi dicendo? No, torno al discorso della fase organizzativa. È chiaro, non possiamo ridurci ogni anno ad aspettare il mercato di gennaio, perché le squadre si programmano a giugno, a luglio, come nel caso della scorsa stagione in cui abbiamo ottenuto questa miracolosa salvezza. E questo è quello che deve fare una società, secondo me, seria, non perché il Cosenza non sia serio, assolutamente, me ne guarderei bene, ma per non rischiare sempre, ogni volta bisogna fare questo. Poi il calcio è strano. Il mister è stato rinnovato, siamo contentissimi tutti di Occhiuzzi, la squadra ci è sembrata un po' a tutti noi addetti ai lavori una buona squadra, ci siamo accorti col tempo, un po' quello che diceva Urban poc'anzi, che ha avuto modo di valutare tutti. Servono altri elementi di prima fascia, li vogliamo definire così, anche a me piace definirli così, sì, perché è così, questi sono, è inutile anche in questo caso girare intorno alle parole, ma bisogna comprare e acquistare giocatori, come? Con scambi, e questo deve essere bravo Trinchera. Io sono molto fiducioso nel lavoro del DS Trinchera, perché guarda, qualche mio collega ha scritto e ha riportato in questi giorni che Trinchera, nel bilancio di Trinchera forse non tutti erano dei successi, non sempre ha portato dei giocatori bravi, può essere, perché magari avessimo tutti la sfera magica, però qualche giocatore di valore lo ha portato, parliamoci chiaro. Io sono fiducioso che anche quest'anno saprà fare bene. Sì, ma permettimi di dire una cosa, cioè i giocatori, è vero che si
comprano, però non sono scatole di scarpe che ho comprato la scarpa più bella, la metto là. C'è un giocatore, poi una volta acquistato c'è l'aspetto ambiente, spogliatoio, c'è l'ambiente emotivo, ci sono tante cose multifattoriali che girano intorno a quella persona che è stata acquistata a peso d'oro, e là poi sul campo di gioco si verifica tutto, quindi c'è un lavoro da fare, diciamo, dietro le quinte. Però vedi, guarda, io ti dico una cosa. L'uscita di Bruccini, no, che è stato un giocatore lo scorso anno importante per questa società, anzi, ma non solo lo scorso anno, da più anni, questo qua praticamente poi è delineato anche la situazione che abbiamo visto altri arrivati o meno, poi ripeto, è sempre l'allenatore, come ha detto Alberto Urban poco fa, ora Occhiuzzi sa dove andare a parare, perché l'ha quasi fatti giocare tutti e quindi sa a chi tenere e a chi no. Però siccome parlavamo di tour, di tour estivi, no? Il nostro tour di Al Lupo è fermo in studio, consentitemi fare gli auguri alla nostra Erika, che la vedo in bassa frequenza collegata, non so. Ciao Erika! So che sei a Cortina da un pezzo. Ciao Erika, buonasera e benvenuta. Ero a Cortina da un pezzo, ma sono rientrata. Era a Cortina da un pezzo. E adesso sei qua alle porte di Zumpano praticamente. Siamo quasi alle porte di un inizio di un nuovo anno, quindi inizio a dire un in bocca al lupo alla squadra, che ovviamente non ci sono speranze se non fanno nuovi acquisti, quindi anche tu ti ci metti, ma tutti è una cosa generale, tutti quanti poi acquista qui, mo che facciamo? Di saldi adesso, lei si riferisce ai saldi della Sila con Campanaro, quindi ci siamo un po' arrabbiati, lo so. Quindi salutiamo la SD Camigliatello Silano, l'anno così. Salutiamo la ASD Camigliatello, sì, lo so. Ciao Erika. C'è anche Fiorino lì, salutiamo un po' tutti gli amici, Spizierri. Un abbraccio in particolare a Emanuele Rubio, perché ho visto che è ritornato tra di noi, quindi mi manchi, spero di vederti presto. Grazie, anch'io. Ok, ciao. Eric, un abbraccio, speriamo che ci liberano, insomma, ci consentono di ritornare in tour. Speriamo di poter fare la vita di prima, di poter fare al lupo in tour, perché era una cosa bellissima, ideata ovviamente da te e dal tuo staff, Fabio, quindi mancano le serate, mancano anche, diciamo, portiamo fortuna con i tour, quindi anche questo forse da quando ci siamo dovremmo sollecitare, quando ci siamo allontanati un po', è così. Prendiamo esempio dal presidente Piro, che sta facendo un bel campionato in Serie A, il calcio a 5 di Cosenza, almeno dai suoi risultati, dai suoi frutti, quindi volevo fare anche i complimenti a loro. Scusami Erika, c'è una telefonata, aspetta un attimo, resti in linea, poi abbiamo anche Clausi che abbiamo in linea, pronto? C'è una telefonata, diamo spazio anche alle telefonate, pronto? Pronto, buonasera Fabio, Natalino Bosco, buonasera. Chi sei? Natalino Bosco. Natalino, prego, cosa vuoi dire? Prego, vai. Cosa voglio dire? Che sono incazzatissimo nero. Allora, non sono incazzato con la squadra né col mister, perché purtroppo il mister ha questi giocatori e non può farne nemmeno. Sono incazzato col presidente. Sta giocando troppo con i sentimenti e sta mortificando una città, sta mortificando una tifoseria, la deve finire. Se vuole fare il presidente a Cosenza deve cacciare i soldi, deve prendere gli attaccanti. Dopo una salvezza miracolata come quella dell'anno scorso, non gli è venuto l'esempio di dire facciamo una squadra migliore quest'anno, no, è peggio dell'anno scorso, abbiamo una squadra peggio dell'anno scorso, sta umiliando l'intera città, la deve finire, deve parlare invece a noi tifosi, deve dire che vuole fare, se vuole fare il presidente, se vuole che il Cosenza sia un hobby, ormai siamo stufi, non ce la facciamo più di questa umiliazione, deve cacciare in mano al portafoglio, deve prendere gli attaccanti, la Serie B è una cosa seria, Fabio. Siamo abbastanza arrabbiati, non può fare come lo fa lui il presidente, lo potevano fare tutti i presidenti. Deve finirlo di fare in questa maniera. In questo momento difficile non penso che lo possono fare tutti, perché trovare io non sono d'accordo con il tifoso, perché fare il presidente di una squadra in un periodo particolare ci vuole un equilibrismo che non tutti ma ci vogliono i soldi, ci vuole un equilibrismo i soldi in qualche modo, a 360 gradi e poi non è vero che questa squadra è peggio di quella dell'anno scorso, lo dicono i numeri, l'anno scorso
il girone d'andata. Sì, ma i numeri sono che quella dell'anno scorso eravamo gli ultimi in classifica, quest'anno siamo in una posizione migliore. Vabbè, ma non siamo gli ultimi in classifica, ma vabbè, siamo stati per tre quarti di campionato gli ultimi in classifica. Allora Emanuele, la preoccupazione dei tifosi è questa. Oggi, è giusta. Purtroppo devo dire che non c'è la gente allo stadio, quindi le contestazioni non ci possono essere. È un clima diverso, è cambiato tutto, è cambiato. Se oggi il tifoso, perché l'anello al naso non ce l'ha più nessuno, ormai tutti su un sacco di allenatori, allora, quindi che succede? Queste partite vediamo tutti. Allora il tifoso in questo momento è incavolato nero, come dice lui, ma non solo Natalino, penso un po' tutti, ma qua siamo che facciamo? Tutti incavolati nero, e l'abbiamo capito. Natalino, grazie per la tua telefonata. L'ultima cosa Fabio, io voglio dire, l'anno scorso al girone d'andata abbiamo chiuso a 20 punti, adesso è rimasto Monza e Pordenone, abbiamo 15 punti, non credo che chiuderemo a 20 punti, ci siamo salvati per miracolo, per il Covid ci siamo salvati. Vabbè, quest'anno non credo che si ripetano sempre questi miracoli. Il Presidente cacciasse mano a portafoglio su, va bene, fino a gennaio. Posso dare un messaggio ai tifosi, Fabio? Sì. Perché secondo me è opportuno. Grazie Natalino. Salutiamo ovviamente Natalino, salutiamo tutti i tifosi che ci seguono. Aspetta, fammi salutare prima Erika, perché io poi devo ancora continuare, abbiamo dei collegamenti. Erika, se vuoi fare gli auguri, prego, ti lascio la linea, vai. L'augurio in particolare lo faccio a voi, visto che non vi ho visto, speriamo che si risolva più presto questa situazione e che il Cosenza ritorni in campo con delle nuove prospettive, diciamo, che certo. Faccia buoni acquisti il Presidente. Quindi anche io concordo come tutti i tifosi, essendo una tifosa da quando ero bambina, spero in questo nuovo anno, è il mio desiderio. A quanti anni sei andata allo stadio? Quanti anni avevi quando sei andata allo stadio? Avevo 9 anni. 9 anni. Con chi sei andata? 9 anni. Ti ricordi? Con mio padre perché lavorava all'interno dello stadio San Vito, all'epoca si chiamava San Vito. Vabbè. Lo stadio Marullo. Quindi un abbraccio a tutti, un in bocca al lupo, speriamo in questo mese di risolvere qualcosina, di fare qualche acquisto, speriamo bene. Lo so che è difficile, quindi un bocca al lupo anche al Presidente, ad Occhiuzzi, a tutti quanti, perché è un momento difficile per tutti, quindi non bisogna mollare. Questo è il mio appello a tutti quanti. Vabbè, quindi un abbraccione, auguri di buon anno, un buon inizio a tutti. Erika. Alla prossima. Ciao Erika, ciao. Un abbraccio grande ad Erika. Altra telefonata, sentiamo che abbiamo sulla linea. Allora non mi chiamate, dovete chiamare lì 0984 25 525 perché sennò diventa difficile gestirlo. Chi sei? Pronto? Pronto Fabio, ciao Giuseppe da Catanzaro. Buonasera Giuseppe. Giuseppe mi segue, lunedì sera si mette. Allora volevo giusto fare un buon anno a tutti i tuoi ospiti. Giustamente quando si parla di calcio diventa una cosa bella, perché diventa una trasmissione dove, come hai detto tu, possono parlare tutti, anche io di Catanzaro, però io ti seguo con tanta ammirazione, perché svolgi un'attività dove praticamente dai la possibilità a tutti di dire la propria, certo. Giustamente ognuno per la propria squadra, in questo caso tu sei direttamente di Cosenza e quindi fai la parte del Cosenza ed è giusto. Volevo, come dicevo, fare un buon anno a tutti e dire, io ti stavo seguendo dall'inizio, ho visto Urban senza capelli, me lo ricordo con i capelli ricci, quando nel derby con Catanzaro perse 1-3 con 2 gol di Palanca. Però giustamente è una cosa bellissima vedere una persona che è rimasta attaccata ai colori rosso-blu, come penso tanti giocatori del Catanzaro sono rimasti attaccati alla maglia del Catanzaro. Però volevo dire una cosa, giusto in merito a quello che dicevano i tuoi ospiti. Allora, giustamente come dicevi pure tu, gli acquisti, allora una squadra si fa prima, sicuramente non si arriva ad oggi perché in questo momento sicuramente c'è la problematica del punteggio e quindi si tirano le somme. Con l'apertura del mercato tutte le squadre si rinforzeranno o naturalmente prenderanno dove ci sono i problemi nelle squadre. Io volevo dire una cosa, ammiro come ti dicevo nelle puntate precedenti il tecnico Chiuzzi, perché naturalmente ha dato una linfa di una persona giovane, non c'è più quel vecchiume di allenatori, anche se, torno a ripetere, hanno fatto la storia i vecchi allenatori. Però oggi ha dato una linfa maggiore e volevo dire una cosa, siccome ho visto tante partite, perché mi piace vedere il calcio, sì.
il Cosenza gioca bene, però se naturalmente, come dicevi tu, un direttore sportivo si accontenta di quello che naturalmente un presidente gli dà, in questo caso penso che il presidente soldi non ne vuole spendere, Fabio, perdonami. Tu lo sai, io tifo per il Catanzaro, abbiamo avuto gli stessi problemi negli anni, con un presidente importante come Noto, aveva fatto una squadra, ma aveva un direttore sportivo che non capiva di calcio e allenatori che non erano all'altezza del Catanzaro. In questo caso invece è il contrario, avete un allenatore all'altezza di una Serie B e non un presidente della Serie B, perché è come se, come ti posso dire, è un presidente che ha la fanfasò, come si dice in Calabria, ha la meno peggio. Vabbè, allora, comunque questo è un tuo pensiero, rispettiamo i pensieri di tutti. Ci mancherebbe, questo è sempre il pensiero personale. Non è condivisibile questo pensiero. Però vabbè, comunque, ognuno esprime il proprio pensiero. Però guarda, ti faccio dire qualcosa a proposito di Catanzaro, vediamo se abbiamo delle notizie. Mi collego con Isca sullo Ionio, secondo me è sbagliato di nuovo, perché non ci piglio mai, farò diventare Isca sullo Ionio città... Esca sullo Ionio. Abbiamo Antonio Battaglia, un attimo Giuseppe da Catanzaro. Hai qualche notizia per il Catanzaro, qualche acquisto, Antonio, oppure niente? Calabria 7, eccolo qua, prego. Ciao Fabio, buonasera, intanto è Isca, quindi te lo confermo. Mamma mia, ci hai pigliato, Isca sullo Ione, vai, ci hai pigliato stasera, ogni tanto ci piglia, va. Prego, hai qualche acquisto per Giuseppe da Catanzaro, perché pare che è noto, non lo so, è veramente noto, vabbè, prego. Beh, innanzitutto il Catanzaro deve assolutamente rinforzare e puntellare l'organico con almeno un colpo per reparto. Abbiamo raccontato su Calabria 7, proprio dicevi tu, alcune operazioni, alcuni primi sondaggi dei giallorossi. In attacco si seguono principalmente due piste, Simone Guerra e Mamadou Tuncarà. Ho una notizia proprio di oggi, Michele Vano, un attaccante che tra l'altro è un pupillo di Trinchera, interessava al Cosenza la scorsa sessione di mercato, è stato cercato con insistenza dalla dirigenza giallorossa fino a questa mattina, poi invece sentito la gente Michele Vano dovrebbe accasarsi con tutti i crismi dell'ufficialità sul divano, Michele Vano la casiamo sul divano, vabbè, ci fa pure rima, non lo so, ma dove gioca Stupano? Perché tutti questi giocatori noi non è... Sul divano. Dovrebbe andare a Perugia. Stupano? Potrebbe andare a Perugia. Ma chi è Stupano? È uno che è conosciuto? Vabbè, sono giocatori... Mantova, va bene. Prego, e poi che abbiamo più? Mantova, gli orsi Mantova, no? Chi? Serie C, il Mantova in Serie C, invece per quanto riguarda le operazioni in uscita ci sono Riggio e Salines. Riggio ormai da considerarsi virtualmente un giocatore del Monopoli, invece a centrocampo Altobelli è vicinissimo a firmare un contratto biennale con l'Arezzo. Queste le prime operazioni del Catanzaro, che ricordiamo dovrà portare almeno un colpo per reparto. Benissimo. Allora Giuseppe, sei contento di questa operazione? Guarda Fabio, di Riggio sono contento perché purtroppo io da tifoso non l'ho mai visto bene nella squadra del Catanzaro. Penso che Altobelli non abbia dato la possibilità, cioè forse non è stato inserito degnamente per il valore che ha, perché non si discute il valore del giocatore nel Catanzaro Calcio, e poi della punta si parlava anche di Congo per quanto riguarda la Salernitana, l'attaccante della Salernitana, si parlava ormai tramite web. Naturalmente mi auguro che faccia i tre colpi, come dice l'amico giornalista, per avere la possibilità di almeno fare i primi posti dei playoff. Beh, anche perché dopo la Ternana e il Bari dovrebbe giocarsela con le altre il Catanzaro. Giuseppe, ti ringrazio per la televisione, chiama quando vuoi, noi siamo qui. Giusto fare un in bocca al lupo al Cosenza, però Fabio, da tifoso, e il tifoso lo sai che ormai pretende sempre, che spendessi i soldi Guaraccio, Fabio, che spendessi i soldi. Anche da Catanzaro, che dia, pure i Catanzaro. Se no ve lo mandiamo, dateci noto, no, no, perché poi si rischia di criticare l'operato dei calciatori, e i calciatori non hanno neanche tutte queste colpe. Se tu non li prendi i 3-4 le 4 operine fondamentali per una squadra
e di puntellare una Serie B. Naturalmente la Serie B è importante per una città come Cosenza. Un in bocca al lupo a tutti e di nuovo buon anno. Ciao Fabio. Grazie, auguro neanche a te buon anno. Allora, Antonio, dobbiamo andare in pubblicità qui a poco. Hai un minuto per dirci qualcosa della Vibonese, oppure se ha acquistato qualcosa la squadra di Galfano, del presidente Caffo, prego. Si muove pochissimo in entrata Fabio, fronte Vibonese, in uscita occhi puntati su Plescia e Marson, due pezzi pregiati della Vibonese con una sostanziale differenza. Plescia è in prestito alla Vibonese e ha ricevuto le attenzioni di club di categorie superiori. Guarda, su Plescia, io l'ho detto, ho visto dall'inizio, non solo l'ho detto a te, l'ho detto anche ad addetti dei lavori del Cosenza Calcio, quindi a gente che... E tu, questo è un giocatore che forse faceva a caso del Cosenza. Tanto è vero che ho detto al presidente Caffo, se poi hai modo di sentirlo o meno, e tu presidente magari ce lo date a Plescia, e fatemi chiamare che glielo do. Cioè, Caffo è anche disposto a darlo al Cosenza, l'ho visto, è un centravanti, capito? È un bel giocatore. Però, vabbè, prego, poi stavi dicendo... È stato sondato già dal Cittadella Plescia, tra i club cadetti. Invece per quanto riguarda Marson è un autentico colpaccio del DS Condò, tra l'altro ex Cosenza. Marson è stato blindato con un contratto biennale e ha ricevuto le attenzioni di club, anche lui di categoria superiore. Sul mercato in entrata, e concludo, si muove ben poco. La Vibonese avrebbe cercato qualche giorno fa l'attaccante Davide Kais, classe 94 in forza alla Carrarese, però per il momento Fabio, poco e nulla. Per il momento è tutto, la linea allo studio, allora io invece la giro. Grazie Antonio, buon anno anche a te. Andiamo velocemente al passo, grazie, una buona serata agli amici di Isca, salutiamo Isca sullo Ionio, Vesoverato, tutta la zona che è bellissima, la Ionica Catanzarese, e un abbraccio, la linea la giriamo al nostro, non so se c'è Giuseppe alla regia centrale o Francesco, a voi la linea per la pubblicità, subito dopo ancora in diretta insieme a noi, prego. 21:07 in questo preciso istante, ritorniamo con Al Lupo in diretta, siamo entrati nel 28° anno consecutivo di questa trasmissione, sempre rigorosamente in diretta, ogni lunedì dalle 21 in poi. A 30 anni farai una festa? 30 anni facciamo una festa, sì, facciamo le cose, facciamo una Serie A, 30 anni una Serie A, piglia. Ci sto. C'è lo Spade, ci sto. Allora, abbiamo in collegamento, Franci, tu vuoi dire qualcosa? Sì, voglio dire una cosa ai telespettatori, facendo in realtà una sorpresa anche a te. Sai quale? Perché dovete sapere, chi ci segue, che Fabio non lo dice, lo diciamo noi, lo faccio io da giornalista. Questa è una delle trasmissioni più seguite, non solo della TV, ma anche del web, e non solo perché siamo ospiti di Emanuele oggi, diciamolo pure. C'è un parentato grosso. C'è un parentato grosso, perché vediamo i commenti che sono innumerevoli, leggiamo i nostri messaggini che ci arrivano con le foto della TV. Sei seguito, Fabio? Sei seguito, poi prendono pure i cani fuori. Diciamo che prepara la trasmissione anche bene, però, no, che a parte stasera che ha invitato me, ma lui prepara sempre bene, con collegamenti vari. La cosa bella della televisione è quello che noi vedete, è la spontaneità, vedi, uno chiama, non devi preparare niente, la trasmissione deve andare così a ruota libera, capito? A Clausi gli sta avvenendo il torcicollo, a Clausi gli sta avvenendo il torcicollo che è girato. Lo so. Vai Clausi, buonasera Clausi. Anche tu hai cervicale, Clausi, no? Come? Dico, soffri di cervicale pure tu, no? Questi periodi. No, stavo guardando il monitor del computer mentre il telefonino è leggermente spostato sulla scrivania, quindi perciò mi vedevate di profilo e non frontale. Allora Anto, puoi parlare a piacere, c'è la zona Marzullo sta per entrare, visto. Fatti una domanda e datti una risposta, no? Dice Marzullo da 62 anni a questa parte. Tu che vuoi dire? Prego. Ti faccio una domanda e ti do una risposta. Sì, da solo, fai finta che io ti hai fatto una domanda e tu ti rispondi solo, fatti una domanda e datti una risposta, prego. Che ti vorresti chiedere tu, vai? No, io guarda, mi vorrei chiedere quando arriverà l'attaccante del Cosenza. Allora, ma se l'alta velocità si ferma a Salerno, sti aerei non arrivano a sta Calabria, tu mi vuoi cercare che questo arriva subito, domani mattina è qua. Non puoi arrivare, noi viaggiamo in ritardo, la Calabria viaggia in netto ritardo su tutto, quindi non è che tu puoi pensare che questo nostro giocatore l'hanno preso, l'attaccante, e t'arriva. Ti ho risposto io invece tu, presidente, va. Arriva a fine mese, ogni inizio mese, gennaio, perché non è che viene
secondo te... Con la Corriere di domani. Ma poi più che altro, pure per guardare, ma secondo te si viene, è il 5 gennaio, 6 gennaio, ci pagano mese così a vuoto. Stipendi in più. No, non mese a vuoto, almeno vado venire fine mese, tanto c'è la pausa, facciamo dopo fine mese e parliamo da febbraio, marzo, aprile, e ne puoi prendere uno più forte. Risparmiando un 10-15 mila euro di risparmio. Sai che ben a dire, un giocatore di categoria ci vuole una vita. Clausi si sta scialando. Va bene, ma io scherzo, dai, cosa vuoi dire? Prego. Clausi, ma tu scherzi, ma non è che vai tanto lontano dal centro del bersaglio, cioè in passato, magari non di recente, ma in passato con questo Presidente non è che non sono state affrontate determinate dinamiche che tu hai appena accennato, quindi non sei andato molto lontano. Vabbè, ma io scherzo. No, Fabio, diciamo che oggi contro l'Empoli il Cosenza, a mio avviso, ha fatto un passo indietro, ma sia dal punto di vista del gioco, ma derivante dal fatto che la conclamata carenza di gol, quindi sterilità offensiva, si è sommata oggi a una pericolosità in difesa, dove mai come nella partita odierna, forse con il Pisa, si è scricchiolato un po' troppo. L'impressione che si aveva dalla tribuna stampa era che gli avversari da un momento all'altro potessero andare a segno, questo specialmente nel secondo tempo, perché nel primo sostanzialmente la partita è stata abbastanza equilibrata, anzi è stato il Cosenza a cogliere la traversa, ma nella ripresa io mi sarei aspettato da una squadra ferita come il Cosenza, con un rigore concesso in maniera abbastanza generosa dall'arbitro, perché senza il VAR questi rigori possono sì essere concessi, ma l'arbitro deve essere molto zelante, quindi non c'era il rigore, sono d'accordo con te. Non ho capito. Non c'era proprio il rigore, perché è andato sulla palla, non aveva la premeditazione di buttare giù il giocatore. Non ricordo quale tecnico, però diceva difensore scivolante, difensore pericolante, specialmente se in area di rigore. Che l'intervento sia stato rude, questo non ci piove, però Tiritiello ha preso il pallone, anche questo è un dato di fatto. Ma ad ogni modo, se il Cosenza riteneva di aver subito, come nei fatti è stato, un torto, mi sarei aspettato poi nel secondo tempo una reazione abbastanza veemente da parte degli 11 rossoblù, cosa che invece non ho registrato per nulla. Io, da parte rossoblù, l'unica situazione di pericolo creata nell'area di rigore dell'Empoli è una palla sporca derivante da un calcio piazzato, da un corner, se non sbaglio, corner dal quale poi il portiere dell'Empoli ha lanciato Matos a campo aperto, il quale ha servito la mantia sul secondo palo che ha graziato Falcone. Insomma, non è stata una bella partita da parte del Cosenza, e questo match, arrivato probabilmente, anzi sicuramente, contro una squadra che ha dimostrato di essere completamente a un livello superiore rispetto alla formazione rossoblù, ha messo a nudo quelle che sono le carenze. In area di rigore, sostanzialmente, se non su un calcio piazzato, non ci siamo mai arrivati, e in difesa, quando c'è un trequartista avversario in giornata, sono problemi, si va un po' in crisi. A questo si aggiunge che in questo frangente non si brilla, perché anche non gira la via bendata, non ne vuole sapere di dare una mano al Cosenza, allora è saltata fuori questa brutta prestazione odierna. Senti, ti do una bella guarda per farti capire che poi non tutti restano sotto, perché sta vincendo il Vicenza 2-0 a Brescia, quindi voglio dire, vedi poi come si immagina. Francesco, non lo so che vuoi dire ad Antonio. No, è così, con Antonio, guarda Fabio, noi siamo coprotagonisti insieme ad altri colleghi, ne approfitto anche per Angela, se ce lo permette, attraverso la tua emittente, attraverso Tenne. Attraverso Tenne. Noi ogni fine partita, insieme a diversi colleghi, tra cui Antonio, Vittorio Scarpelli, Francesco Oliveri, insomma, e tanti altri, bene in casa, facciamo una trasmissione che si chiama Rosso Blu senza giacca. Noi ci colleghiamo dallo
stadio o da casa attraverso i canali social, su questa pagina che vi invito a seguire, e facciamo una disamina da giornalisti di quello che abbiamo appena seguito. E con Antonio oggi parlavamo... Ma senza giacca perché fa freddo? Senza giacca perché siamo nelle nostre abitazioni e siamo a casa. Ma pure poi, no, giornalisti. Ma un titolo migliore potevamo trovare. Ma perché vi dico Piazzacca? Tu sei in tema senza giacca. Noi seguiamo te, Fabio, ma noi seguiamo te. Dopo partita ne trovavamo con questi amici, i giornalisti facevano che ci avete messo senza giacca, avete copiato a cosa? A Fabio Canessa, la comuniamo Canessa, che fa la cosa? È un po' che inventivo, voglio che diavolo, comunque veramente. Ma al di là del titolo, l'inventiva noi ce la mettiamo nell'analizzare. E con Antonio dicevamo appunto questo, che la partita del Cosenza è stata quella che è stata, quella che ha detto Antonio poco fa e Urban ad inizio trasmissione. Ci aspettiamo tutt'altra cosa. Ecco perché chiediamo l'intervento del mercato, vero Antonio? Antonio, se tu ti ha mangiato? Si era scollegato. Cosa hai mangiato? Fammi capire, hai mangiato qualcosa? No, molto leggero, un'insalatina benissimo. No, perché con una cotoletta. Bravo. Adesso, dopo le feste, tutto tranquillo. Hai sentito quello che ti ha detto Francesco? Non l'hai potuto sentire? No, mi sono perso l'ultima frase perché mi sono caduta le cuffiette. L'ultima frase qual era, Antonio? Che fatta la disamina come stiamo facendo un po' da qualche tempo, un po' tutti, ovviamente stiamo ribadendo, ma è scontato, che occorre intervenire e subito sul mercato. La domanda qual è? Si interviene realmente subito o, come pensiamo un po', immaginiamo un po' tutti, occorrerà aspettare l'ultimo minuto dell'ultima giornata del calciomercato? Guarda, io credo che qualcosa subito venga fatta, e mi riferisco al terzino destro, perché sulla corsia di destra l'anno scorso il Cosenza ha edificato la propria salvezza. Con l'arrivo di Casasola, diciamo post lockdown, il tempo che Casasola si integrasse in gruppo, il Cosenza ha cambiato completamente marcia. È stato lui l'ago della bilancia per la salvezza, perché è stato lui a servire, non ricordo quanti assist a Rivière e ad Asensio. Ora, siccome il livello tecnico, specialmente su quella fascia, purtroppo è crollato, e i rifornimenti per gli attaccanti non ne arrivano, Bittande dall'altra parte qualcosa fa, ma da destra davvero poco, se non in sporadiche occasioni come contro il Pisa, allora il Cosenza è chiaro che per prima cosa vorrà portare un terzino. Perché il terzino e non l'attaccante? Credo io, perché per l'attaccante più si va avanti, come avevi detto prima Fabio, più il prezzo cala, e quindi se la spesa di un terzino è più sostenibile fin dall'inizio, quella di un attaccante magari è meglio se trascorre qualche giorno in più. Ma è un mio pensiero, perché magari sono felice domani di registrare l'annuncio ufficiale del Cosenza che piglia Tizio Caio e Semponi addirittura 3 coppie anziché 1. Detto questo, io credo che oltre all'attaccante, questa è una notizia che diamo a Fabio in esclusiva, ancora nemmeno l'ho scritta, sarà un attaccante centrale, una punta strutturata, fisica, quindi non una seconda punta al latutino come magari si poteva paventare, visto l'utilizzo di Occhiuzzi spesso e volentieri di un tridente leggero formato da Ballulì, Baez e Carretta. No, il Cosenza prenderà un centravanti strutturato, quindi Petre sicuramente e probabilmente anche gli Ozzi, anzi uno dei due, oltre a Borrelli, faranno le valigie e saluteranno Cosenza. Detto questo, oltre al centravanti, oltre al terzino destro, è probabile che il Cosenza, per far numero, prenda anche un difensore meglio che richiede Mancino, e poi si sostituirà anche Bruccini a centrocampo, perché si è visto oggi che magari Cone è in crescita, però ad oggi farlo giocare 90 minuti in partite importanti con la classifica del Cosenza potrebbe essere un attimo un azzardo. E quando Petrucci e Sciaudone hanno bisogno di tirare il fiato, perché non dimentichiamoci che questi due calciatori le ultime partite le hanno giocate praticamente sempre, tanto che Occhiuzzi ha dovuto rompere la coppia proprio per far rifiatare una volta l'uno e oggi l'altro, si va un po' in difficoltà. Quindi anche dovrebbero essere questi 3-4 elementi a rinforzare di base la compagine rossoblu. Allora guarda, c'è un messaggio che è passato prima, non so se l'avete letto, perché poi ce n'è uno che dice se la squadra è da Serie C, la stampa è da interregionale, difendere la squadra da questi arbitri schifosi. Cioè, che ci potremmo dire a questi arbitri? Se è vero che molte volte sbagliano, però, capito?
è riduttivo, diciamo no, pigliamo con l'arbitro perché non è così, c'è un rigore. Allora il rigore è interpretazione, Tiritilla è andato, ha preso sì la palla, però in aria tu non puoi arrivare a chi la velocità perché poi ha preso anche il giocatore. Esatto. Quindi, noi l'abbiamo vista dalla tribuna con Antonio, tu oggi però eri a casa e vederla dalla televisione è tutt'altra cosa. Io non voglio difendermi ovviamente o difendere la categoria dal tifoso, assolutamente, hanno sempre ragione i tifosi, però mi preme dire questo. A velocità naturale, a velocità normale dallo stadio noi non abbiamo capito davvero se fosse rigore o no. Io non voglio difendere neanche l'arbitro perché poi era lì vicino e la decisione e forse ha ragione Antonio in questo deve essere zelante, deve essere preciso, netto e diretto, ho visto. ma non era secondo me un rigore facile. Poi è stato generoso a darlo, sì, questo lo stiamo dicendo in tutte le salse, ma non era un rigore, secondo me anche visto più volte e anche visto al VAR o alla VAR come la vogliamo chiamare, non era proprio così, sì diamolo, no non diamolo, quindi non è che per difendere la categoria, non so se Emanuele la pensa allo stesso modo, ma è così. Io dico che il rigore non c'era, però c'è la libera interpretazione, in TV non c'era il rigore perché è stato netto, si è visto in maniera chiara, c'è il piede sulla palla. Poi le dinamiche circostanti. Capito, ma non è che tu il piede sulla palla ci hai messo Peduzza piede alla palla e dopo tu sei arrivato a rovina, capito? Cioè quello che ha punito l'arbitro, cioè a prescindere dalla palla, quello ha interpretato questo, ha detto tu sei arrivato lì e sei andato sul giocatore. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo questa sera alle 22:25, dobbiamo chiudere proprio tassativamente che c'è una cosa di un ministero, quindi che dobbiamo andare a una cosa di un ministero che è importante. Allora, chi è in linea? Pronto? Pronto, sono Pasquale da Acri. Acri, sa che freddo che fa mo' ad Acri, madonna, quella montagna di Acri. Un abbraccio agli amici di Acri che sono tanti. Pensa tu, mio caro Cosenza Acri, Acri Cosenza, che spettacolo. Vabbè. Prego Pasquale, che vuoi dire, vai. Buonasera, Niente, vabbè, ciao, arrivederci Pasquale, ciao. Ho visto la partita del Cosenza, ma come penso io, la pensano tanti altri tifosi, questa squadra ha elementi di interregionale perché non sono giocatori che fanno al caso del Cosenza. Per mantenere una categoria, il presidente Guaraci, uno bisogna togliere i soldini, ma soldini proprio tanti soldini, e due bisogna prendere giocatori che sono di categoria, che ti fanno la differenza, ti fanno fare una salvezza tranquilla, non che ogni anno dobbiamo soffrire come ci fa fare sempre il presidente Guaracio. Uno perché Trinchera non è un direttore sportivo che prende giocatori di prima fascia. Se voi andate a vedere i nomi che si sta facendo il nome di Simere del Bari, tutti giocatori di Serie C, Petre dice che era una scommessa e ha deluso le aspettative, Liozzi ha deluso le aspettative, ci sono giocatori che hanno deluso le aspettative, quindi questa campagna, questa politica del presidente Guaraci e insieme al direttore non ti piace, va bene Pasquale, è fallimentare. Un abbraccio perché devo chiudere prima stasera, come ho detto abbiamo una situazione importante del Ministero. Allora, grazie Pasquale da Acri. Antonio, se vuoi salutare velocemente perché devo andare in chiusura, vai. Un abbraccio a te Fabio, e poi volevo dirti una cosa, l'abbiamo chiamata senza giacca perché al lupo era occupato. Ciao Francesco, ciao Emanuele. Vabbè, ciao bello, ciao. Allora, ti ha fregato Fabio, ti ha fregato. Così è piccolino, ma mi va legittimo, una volta se proprio lui è legittimo stessi. Vabbè, ringrazio Emanuele Ruvio che è stato insieme a me questa sera, grazie Emanuele. Grazie a te della per tua presenza, grazie veramente buonasera tante. A tutti. Questa sera, come ho detto, dobbiamo chiudere 4-5 minuti prima perché mi hanno inviato un messaggio dalla regia centrale, Fabio 22:25, se no arriva mi staccano la linea. Allora, ma è anche giusto così, poi le TV private vivono di pubblicità, insomma, quindi insomma, chi ne fa più, ormai è diventato tutto difficile. Francesco Mannarino, prego. Allora, io lancio un appello che volevo fare prima ai tifosi, perché vedo che quest'oggi sono coinvolti più del solito ed è giusto così.
la tifoseria di Cosenza è una piazza davvero importante. Mai come oggi, secondo me, bisogna invece raccogliersi, ancora una volta, chiuderci a riccio, difendere anche Guaraccio, difendere Occhiuzzi, difendere i giocatori, difendere la squadra. Facciamolo così perché li facciamo sentire, pur non andando allo stadio, vicini a quello che è il nostro obiettivo. Grazie Francesco Mandarino della Gazzetta del Sud. Nel frattempo vi do la classifica, qui sotto noi siamo play-out quest'oggi, 15, quindi con la Cremonese meno male che ha perso in casa, insomma siamo rimasti, mentre il Pescara è andato a 16, la Reggina Emilia a 17, il Vicenza sta vincendo 3-0 a Brescia, hai capito? L'Ascoli ci ha accappottato la partita alla Regina, bello mio. Comunque, siamo giunti al termine, sono le 22:24, sai, Giuseppe è contento, Mastelari sta facendo papà, meno male che Fabio ha chiuso preciso stasera, 24:25, allora ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, noi ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre il tutto in diretta. Ti ho fatto salutare a te? Sì, Manuele, sì, l'hai salutato. In maniera discreta. Siccome me l'ha scordato, vabbè. Ringrazio tutti voi che avete partecipato, avete chiamato la trasmissione, avete interagito con noi, scusateci tanto se non abbiamo letto tutti i messaggi, le telefonate, qualcuno mi scrive ma il numero è sempre occupato, purtroppo c'è tanta gente che chiama. Un buon anno a tutti, il campionato si ferma, noi comunque ci saremo lunedì prossimo, e io vi auguro un anno di pace, serenità e salute, che la cosa più importante è la salute. Mi auguro che poi, se si andrà a votare, arriverà una regione nuova, con politici nuovi che rilanciano questa terra per il lavoro, quello lo devono fare loro, però la cosa più importante è la salute, perché qua se vai da quella parte lì siamo messi male. Un abbraccio a tutti, la linea la giriamo alla regia centrale da Fabio D'Ippolito, una felice sera, ciao a tutti.